Cosa significa essere alpini oggi nel 2025? Ma sicuramente essere alpini oggi è molto, molto diverso da un certo punto di vista rispetto a quello che voleva dire essere alpini 50 anni fa. Noi non abbiamo più nessuno che ha fatto la guerra, quindi non abbiamo più questa grossa spinta che ci viene dai nostri vecchi che sono andati tutti avanti. Quindi l'associazione sta diventando sempre di più un'associazione che pensa al volontariato. Fare però un volontariato da alpino è un qualcosa di diverso, pur non togliendo nulla a tutti gli altri volontari. Io vedo ad esempio con la nostra protezione civile, noi siamo sempre i primi, siamo sempre disponibili, andiamo oltre a quello che diciamo dovrebbe essere il minimo impegno o il massimo impegno, andiamo oltre il massimo. Ecco. Perché? Perché siamo spinti un po' da questo spirito di corpo di chi ha fatto il militare, non ha fatto la guerra per fortuna, e noi riusciamo a trasmettere questo spirito anche a chi è entrato e sta entrando nella nostra associazione come amico degli alpini o come aggregato, quindi non ha portato il cappello alpino, però ecco, ha all'interno di sé già questi valori degli alpini, il ricordo e l'aiuto. E noi come associazione glieli facciamo uscire, ecco, quindi la portiamo avanti come volevano i nostri vecchi, facendo sempre di più volontario.